due territori che hanno davvero tantissime storie da proporre e da raccontare, oltre che paesaggi da far visitare, ma un'eccellenza in particolare da promuovere che è la pesca. Mi riferisco ai territori di Pescantina e di Bussolengo, uniti da un ponte che fa da trade union tra i due territori e in questo caso anche per mettere in mostra un prodotto davvero di qualità della nostra provincia veronese che merita di essere degustato e valorizzato e quindi come regione abbiamo il dovere di fare la nostra parte per promuovere un'eccellenza del nostro territorio e che in questo caso in una manifestazione come quella che presentiamo quest'oggi a Peripesca fa sì che due territori possano lavorare assieme agli agricoltori, al tessuto commerciale, ma anche fare cultura e fare promozione appunto attraverso un'eccellenza del territorio di quella che è una realtà da visitare e quindi portare anche nuovi turisti in due realtà come quelle di Pescantina e Bussolengo. Complimenti alle due amministrazioni di Pescantina e di Bussolengo per riproporre questa format davvero bello, affascinante, esclusivo, in un paesaggio straordinario, in una terra che dal punto di vista anche dell'agricoltura, con questo prodotto oggi protagonista che è appunto la pesca, sta dando veramente grandi soddisfazioni, ma soprattutto offre alle due comunità e a tanti visitatori un intrattenimento, un modo per stare insieme, valorizzando non solo la storia, le tradizioni e i costumi di un territorio bellissimo che si posiziona alle porte della Valpolicella e della città di Verona, Che è un territorio? ricco di storia e di tradizioni. Ecco perché l'impegno è di continuare su questa strada, portando il lavoro di filiera nelle istituzioni, tra ovviamente i produttori, la fondazione, per dare sempre più valore aggiunto a un prodotto che è quello della pesca e per dare sempre più senso a quella che è la promozione dei nostri territori che hanno la bellezza e la qualità e soprattutto noi dobbiamo anche offrire ai visitatori delle nuove esperienze. Qui ci siamo e auguro davvero una buona riuscita e invito tutti ovviamente a brindare con un buon aperitivo a base di pesca nei prossimi giorni a Pescantina e a Bussolengo. Presentiamo oggi il primo appuntamento dedicato alla pesca di Pescantina, quindi a Peripesca sul Ponte, che rappresenta uno dei tanti eventi istituzionali che abbiamo dedicato al nostro frutto che identifica il territorio di Pescantina, di Bussolengo e sul quale stiamo lavorando, ci stiamo impegnando con un concetto di rete per cui stiamo andando a presentare, a valorizzare questo prodotto in tanti posti. Oggi siamo qui ospiti della Regione Veneto e il nostro impegno continua per appunto portare caricare di significato questo frutto che storicamente rappresenta Pescantina. Sicuramente la pesca è un'eccellenza del nostro territorio, abbiamo un prodotto sicuro, certificato, un prodotto colto nel nostro territorio, un prodotto a chilometri zero, per cui oltre a far bene alla salute fa bene anche a tutto il nostro indotto e alla nostra famiglia dei nostri agricoltori. Proprio la novità che vogliamo portare quest'anno, dando un taglio ancora più identitario e pervasivo sul territorio, in cui abbiamo portato la manifestazione non solo sul ponte, ma all'interno dei locali. Abbiamo ricevuto una grande risposta, questo ci riempie di orgoglio e invitiamo tutti i cittadini a provare queste ricette che troveranno disponibili nei menù del 4 e 5 luglio in tutti i locali del territorio. La fondazione nasce proprio con l'obiettivo di far da valorizzazione a tutti i prodotti locali del nostro territorio. Oggi stiamo parlando di pesca e la fondazione, tra l'altro, essendo anche presidente del mercato, dà un segno importante sul nostro territorio. Intanto sta vicino agli agricoltori, che è una cosa importantissima, e fa tramite anche a quello che fa parte, diciamo, della cultura dei nostri comuni locali.